Quasi 1 chilogrammo di oro nel borsello e tanta faccia tosta, credendo di passare diritto senza essere ispezionato. Durante i controlli ai passeggeri al terminal di Fusina, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno scoperto che un cittadino nord europeo, appena sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia, portava con sé 14 lingotti d'oro. Nonostante la presenza di cartelli informativi, il turista non ha dichiarato i valori e la valuta trasportati. Alla domanda se lo consigliare lui non ha risposto e abbiamo provveduto a fargli un controllo e abbiamo rinvenuto all'interno sia valuta 11.500 euro e lingotti d'oro per un valore di circa 50.000 euro. I 14 lingotti d'oro per un peso complessivo di 825,4 grammi e un valore di circa 50.000 euro sono stati trovati all'interno di un borsello che l'uomo portava con sé. La legge riguardo al trasporto del prezioso metallo impone l'obbligo di dichiararne il trasporto quando il suo valore è pari o superiore a 12.500 euro. Pertanto i lingotti sono stati sequestrati. Durante la perquisizione del mezzo nel bagagliaio all'interno di un barattolo di pittura sono stati trovati 11.500 euro in contanti che a suo dire aveva nascosto per paura di essere derubato. Per la valuta gli abbiamo fatto un sequestro, quindi su 11.500 euro gli hai fatto un sequestro di 400 euro e quelli sono stati versati direttamente a fondo di giustizia, quindi è per la sanzione che gli viene applicata. Mentre per quanto riguarda l'oro l'abbiamo sequestrato tutto quanto, se è un oro che è suo di proprietà perché l'ha acquisito direttamente dalla vendita di qualche immobile o dagli acquisti che ha fatto nel suo paese nativo, gli verrà solo sanzionato, altrimenti verrà sequestrato del tutto e passa al fondo di giustizia. Questa operazione antifrode, mirata anche a prevenire il riciclaggio di denaro, è il risultato della stretta collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza.